e a questo punto alfiere in D5. Magnifico. Ho un urgente bisogno di completare lo sviluppo, di portare in gioco i pezzi, quindi a questo punto penso che dovrò assolutamente, forse, poiché ora dovrò giocare posizione difficile. Forse dovrò giocare. Se i pezzi non giocano, lo ricavo in E5. Provo a giocare cavallo di 13. E giochiamo. Non posso. Il pedone in B3 non potrà resistere a lungo. Giochiamo. Giochiamo alfiere E3 per. Fiere E3, sì, per. Alfiere E3. Esattamente. Ok, allora questa. Questa, wow. Questa. Se faccio subito questa, così, anche questa si può fare. Questa subito credo che sia brutto. Ok, faccio torre in D, va in torre in D, la mandiamo. Cazzarola, la mandiamo in B8. B8. Vabbè, ormai è andata. Torre D B8, no? Sì.
E adesso torre D B8, che tieni la torre in 8 in B8. Allora. Sto pensando, cioè, alfiere di 2, torre per B3 ti attivi molto. Il problema è la torre che non sta giocando, quindi anche il pezzo in più non serve molto se ci sono parti dell'esercito che non giocano, che non fanno nulla. E stavo pensando di giocare alfiere di 2, torre per B3, sto considerando se posso provare a catturare il pedone in A5 senza avere problemi in prima traversa, torre per A5, alfiere per A5, torre B1, alfiere E1. Giochiamo che posizione? Posizione difficile. Giochiamo alfiere di 2, torre per B3. Torre per A5, torre per A5. Torre Scusami per prendermi del tempo. Tranquillo. Di 2. Potrei giocare Rf2, torre per, torre B, però è una posizione che farò fatica a gestire. Quindi provo a giocare alfiere e... aspetta. Torre per A5. Proverò a giocare alfiere di 2 perché voglio rifarmi sul pedone in A5. Ok. Ok, scusami, Niente, niente. che sciocco, io pensavo di avere il re in F1, non mi ero dimenticato che ce l'ho in G1, però fa Ah, ok, niente. ok. Fa parte del gioco, mi ha rovinato una variante questa cosa, però vediamo se riesco comunque a gestire la Ok. situazione. Ok. Allora provo a giocare. Provo a giocare eh, torre, torre per B3. Mossa forte, ho perso un te. Io pensavo di avere il re in F1 di poter prendere in A5 su torre e B1 avere alfiere 1, però Ah, ho ok, dimenticato di aver ok. giocato re G1. Questo complica tantissimo la situazione. Però che ora giocherò re, re F2, devo attivare la torre.
attivare la torre in H1 assolutamente. E adesso mi sa che sono finite i divertimenti. Adesso che c'è anche l'altra torre libera, qui Sì, diciamo che a questo punto sarebbe stato meglio farlo subito senza fare alfiere di 2, però vabbè, ormai gli errori sono normali. Allora, alfiere di 2, ok. Re F2 ho giocato, no? Ok. sì. So che è una mossa sbagliata, ma la voglio fare. So che è sbagliata, ma la voglio fare, perché se gioco questa, probabilmente c'è questa e poi c'è questa. Su questa, se ora faccio subito questa, così. Questa mi creerebbe anche la via di fuga. Quindi vediamo un po' se questo pedone mi piacerebbe tenerlo, onestamente, mi piacerebbe proprio tenerlo, perché su questa suppongo questa, su questa, sì, presumo questa, e non ho risolto nulla, quindi credo proprio che io debba giocare questa mossa. Credo che funzioni, credo. Ok, ho paura della torre, posso entrare poi in settima, ed è una paura fondatissima. Se entra qui abbiamo un po' di problemucci, anche se questa tiene momentaneamente la situazione. Va bene, faccio A4. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Fortuna c'è questo alfiere che... Qui a 4 devo giocare, che non posso bloccare il pedone, devo giocare torre FC1 e pregare. Vabbè. Vediamo com'è questa mossa, se è troppo brutta, perché in realtà su questa c'è anche questa e questa, che onestamente sembra essere anche più bella. Su questa c'è questa, spingo, ok, allora, potrebbe esserci questa e me ne frego. Me ne frego perché c'è questa e questa. Vediamo se questa strategia del fregarmene mi porterà alla disfatta a una posizione un pochettino migliore. Su questa ci può essere anche questa, effettivamente. E c'è questa. Allora, provo a giocare la mossa che non avrei mai voluto giocare, ma è in questo caso è A5, scusami, A3, A3. A questo punto voglio provare a semplificare, quindi giocherò
giocherò torre C3. Scusami un secondo. Ho detto torre B3, ok, torre C3, sì. Torre C3. Mhm. A questo punto giocherei c'è questa che è brutta. Questa è brutta, 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 brutta. Però credo che debba farla. Quindi tac, tac, tac. Faccio torre in B2. Ok, adesso vediamo se... Certo. torre B2 hai detto? Ok, Sì, adesso vediamo. Allora, diciamo che io avevo paura di A2 o torre per C3, alfiere per C3, A2 e penso che dovrebbe essere vincente per il bianco, gioco corretto, ma il gioco corretto è un'utopia. Ora, torre B2 mi dà speranza di giocare una combinazione tattica che potrebbe o agevolare la vittoria o portare a funeste conseguenze. E allora, diciamo che mi sembra che non hai aperto buchi per il re e diciamo, non mi ricordo se hai giocato H6 in qualche momento, penso di no, però il fatto che mi avevi detto che prima stavi parlando di aprire un buco per il re, l'idea che non l'hai aperto. Quindi a questo punto potrei giocare una combinazione basata sulla debolezza dell'ottava traversa per sbarazzarmi del pedone in A3, e lasciando l'alfiere in D2 in presa. Allora, se giocassi torre C3 per A3, tu potresti catturare in A3, catturi in A3, catturi in D2, sposto il re e poi non sto minacciando matto perché l'alfiere in A8 mantiene il matto. Però, se non vado errato, che è tutto dire perché non ho idea di cosa sta succedendo, se catturo con la torre in A1 in A3, se tu giochi torre per A3 ho torre C8 matto. Se tu giochi torre per D2 dopo re E1 o re E3, non vedo come difendersi dall'attacco contro la torre in D2 e dalla minaccia. Ci si può difendere con la torre in E2, può andare in A2, ecco, c'era torre A2, se catturi in A2 catturi di alfiere e quindi già tutti i problemi sono risolti, quindi come non detto, quindi questa cosa che volevo fare è una sciocchezza, torre per A3 è una combinazione con effetto boomerang, torre per D2 scacco, re E3 o re E1, la torre in D2 va in A2 e non abbiamo ottenuto nulla. Così, ok, torre B2, a questo punto giochiamo... giochiamo... alfiere per A2. Posizione difficile torre A2. Non so, forse magari dovrei provare provare a giocare così per provare a fare patte e sbarazzarmi dal pedone, però penso che allora. No, devo giocare re 3 difendendo l'alfiere. B2. ok. Questa mossa su questa mossa possibile che ci sia questa tranquillamente e questa su questa sarebbe più fastidiosa, però dopo cambio c'ho questa, però cattura qui
Questa. Questa. Posso andare subito qui? Può catturare qui, però adesso c'ho questa perché c'è questa. Ok, su questa invece c'ho subito questa. Ok, credo che funzioni. Dimmi che ho calcolato bene. A2. Ok, a 2 ora a questo punto devo giocare devo giocare cavallo di 3. Allora c'era sempre questa. Questa e ora in teoria posso giocare questa e su questa questa. Vediamo se dico bene. Vado di torre in B1. Ok, torre B1, adesso devo giocare torre C1. Torre C1, giusto. Giustamente. Su questa ci sarà qualche contromossa che non vedo. Ci sarà qualche contromossa tipo forse questa. Questa c'è alfiere qui. Perché catturo. Dimmi che, dimmi che non ho fatto qualche svista. Torre A B8. Ok, ora sto valutando. Ok, ora una mossa normale sarebbe alfiere C3, re di 2, provare a consolidarmi lentamente, però forse posso utilizzare la debolezza dell'ottava traversa per giocare cavallo B4. No, cavallo B4, torre. Sì, cavallo B4 gioco. Se no, scusami, un secondo. Scusami, Sì, sì, per tranquillissimo. B4. Allora, B4 è torre B3 scacco, però torno in E2 e questo non ha nulla a che vedere con la minaccia. Sì, cavallo B4 gioco, speriamo di non pentircene. Se con la torre in D2 e il re in E3. Sì, e la torre in C1, ok. Cavallo B4. Sì. Sì, 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 sì. Su questa e su questa.
Mm. È un problema. Questa mossa è un problema. Un vero problema. Ok, a questo punto, se sei d'accordo, Andrea, io potrei anche abbandonare. Come la vedi? Sì, penso che sia vincente per me perché alla lunga Sì, puoi anche fare torre per C1, torre per C1, sì, torre sì, sì. A8. Qua poi Non... metto la torre in A1, poi giocherò alfiere C3, porto il re lentamente in B2, il pedone in A2 cade. no, Quindi no, sto vedendo adesso anche il computer dava +2 praticamente al non so bianco. se posso togliere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Suonava il. La luce, e luce fu. Ah, Ah, ok, siamo praticamente un'ora e mezza, ridendo e scherzando un'ora e mezza. sì, è vero, è vero. E, non so bene cosa è successo, però penso che lì dovrebbe essere vinta, no, per il bianco, perché il re va in B2, però non lo so, ci sono state. E la combinazione prima che volevo fare non potevo catturare in A3, vero? Dopo Sì, torre. sì, sì, per fortuna. Non potevo perché se torre per D2, re 3, torni in A2. Sì, Quindi sì, sì, sì. così. Sì, niente, è stata una partita secondo me avvincente così. Assolutamente. Oggi è uno sforzo mentale notevole, ora sono fuso. Però più o meno sì, diciamo che è una cosa molto importante per migliorare, anche per migliorare il calcolo, è riuscire a ricordarsi la posizione a mente, perché se uno si ricorda la posizione a mente riesce a calcolare molte mosse in avanti. Quindi allenarsi alla cieca è un allenamento che consiglio e su molti siti come chess.com o Lichess c'è l'impostazione per giocare alla cieca, no? Si può giocare magari senza elo per non perdere centinaia di punti, perché tutti valiamo molto meno rispetto, cioè se iniziamo a giocare alla cieca l'elo diminuisce, però si possono fare partite amichevoli e così si migliora anche il calcolo. Bene, bene, complimenti ancora Andrea, veramente mi hai Eh, stupito all'inverosimile. Grazie mille. E bene, divideremo ovviamente questo video su più puntate perché altrimenti... Va bene, altrimenti. Va bene, allora salutiamo a tutti e grazie per aver visto tutto fin qui. Va bene, Ciao! a presto. Ciao Ciao! ciao, ciao ciao, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!